Salve a tutti, benvenuti di nuovo al Never Ending Show, che sarebbe Soundtrack City, perché niente, dopo la diretta che abbiamo fatto l'8 maggio dedicata al Donatello e tantissimi ospiti, insomma abbiamo portato pure fortuna, dico bene Massimo? E come no, siamo stati portafortuna avendo con noi come ospiti l'orchestra di Piazza Vittorio, ovvero i due registi Gianfranco Cabiddo e Mario Tronco e l'autore delle musiche originali, non Mozart, perché quello ormai è bello che è passato, Leandro Piccioni. Quindi gli abbiamo portato fortuna veramente, cioè abbiamo sperato e quindi... Ci hanno dato una grande gioia perché insomma portare pure bene non è da tutti. Senti, dici qualche cosa, ne abbiamo parlato ieri brevemente, no? Di questo film, il flauto magico e via dicendo, insomma qualche polemica nell'ambito come posso dire, degli addetti ai lavori le ha create. A me sembrano del tutto ingiustificate. Dimmi la tua e spiegaci un po' il perché, ecco. Ma in realtà la polemica è nata quando sono state esposte pubblicamente le candidature nella categoria miglior musicista, però secondo me il problema fondamentale è l'errore di forma, perché un premio come il Davide Donatello è stato sempre dato alla miglior colonna sonora, poi da Certo. qualche anno a questa parte hanno scelto la dicitura miglior musicista. Allora a questo punto a chi la dai? A quello che ha eseguito la colonna sonora? Cioè se tu dai un miglior musicista a Nicola Piovani, Dario Marianelli, Tom York o Andrea Fari, vuol dire che loro si sono messi al pianoforte, col flautino, col clarinetto, l'hanno suonata. Non è così, è No. sbagliata la forma. Quindi quando ovviamente sono comparse le candidature ed è apparso l'orchestra di Piazza Vittorio, il flauto magico, tutti hanno pensato ma che hanno dato la candidatura a Mozart, è un nuovo talento, una persona appena uscita sull'ambito cinemusicale, e quindi quello fosse scatenato, non tanto la qualità del prodotto in sé, perché comunque l'orchestra di Piazza Vittoria con il flauto magico ha fatto un lavoro incredibile. Io dicevo ieri quando c'erano i nostri Ha ospiti, un lavoro lunghissimo, poi ci hanno detto, quindi quasi 2 anni, tra l'altro poi venivano dalla versione teatrale. certo. Un conto è il teatro, un conto è tutto metterlo, trasporlo al cinema. E ovviamente è molto particolare. Infatti noi chiediamo ieri a Leandro Piccioni, l'autore delle musiche, come ha fatto a districarsi con le sue composizioni originali in mezzo al capolavoro di Amadeus Mozart. Ma no, ma poi qui si parla di una reinterpretazione con una strumentazione totalmente diversa dall'originale, quindi si parla veramente di un'opera nell'opera, che come ricordavi te, peraltro è una trasposizione, il film, di uno spettacolo teatrale che andava in giro già da molto tempo. Quindi io sono molto felice per loro e mi auguro che con eleganza anche tutto il resto dell'ambiente accolga questa vittoria. Io annoto faccio un'altra piccola critica. Noi ieri abbiamo fatto una diretta di 2 ore e 40 minuti, una cosa monstre, circa tutta dedicata alla categoria miglior musica, miglior suono e miglior canzone originale. Ieri ho visto trattato veramente male dalla produzione della trasmissione di Davide Donatello. Non si può dedicare forse un minuto, ma un minuto e mezzo, non lo so, a un lavoro, alla candidatura, quella del miglior musicista. Non è possibile continuare imperterriti a mandare avanti un'immagine, cioè con attori e registi, come se non esistesse tutto il resto del mondo e della filiera del cinema, che è fatta di scenografi, montatori, musicisti e via discorrendo. Quindi io mi auguro che cambi questo modo di pensare che danneggia per me tutto il nostro mondo, non solo il nostro mondo, voglio dire, quello del cinema, ma in generale quello dello spettacolo. Dietro gli attori c'è una serie di maestranze e tecnici e artisti che lavorano. Ve ne volete rendere conto o gli volete continuare a lasciare il minutino e mezzo? Mi sembra un po' esagerato. E tra l'altro vorrei aggiungere, non è perché ieri la trasmissione è stata ovviamente fatta in un formato diverso, causa quello che ben conosciamo, il Covid-19, la situazione che stiamo vivendo alienante, disturbante e quant'altro, ma anche quando si sono fatte nel passato le versioni normali con red carpet, gli ospiti in studio, ma proprio stringatissimo l'ambito del
consegna del premio alle varie categorie che non siano quelle che tu hai nominato, quelle diciamo più blasonate, più glam. Ma è sbagliatissimo, anche lì. Anzi, senza tutto l'apparato delle maestranze e quello che ne concerne, non ci sarebbe un film, non c'è niente da fare. Ma poi senza nulla togliere l'importanza ovviamente del regista, degli attori, lo sappiamo tutti, quindi questo non c'è bisogno di ribadirlo. Allora, Massimo, ok, dopo tutte queste nostre riflessioni, a mio avviso più che dovute, andiamo a celebrare, invece noi lo facciamo, noi come Soundtrack City lo facciamo, celebriamo degnamente la vittoria del David di Donatello dell'orchestra di Piazza Vittorio, rifacendo vedere il loro intervento dell'8 maggio, qualche ora prima della loro vittoria, dove ci parlano un po' di tutto, di come è andato questo loro lavoro, di questo loro colonna sonora. Quindi, caro Massimo, vediamoci l'orchestra di Piazza Vittorio. Ciao! Ciao! Allora, abbiamo fatto la pausa, quella la David Letterman Show, no? Con la tazza di caffè classica. acqua. E allora annuncio io i prossimi ospiti, perché ovviamente abbiamo un bel trittico abbiamo. Non abbiamo tutta l'orchestra, ma abbiamo una parte di Piazza Vittorio. Allora, aspetta, dico solo una cosa, è la prima volta che ci colleghiamo in 5, speriamo che entriamo tutti nel monitor in 5, che ce lo consenta il programma. Allora parto con il primo. Che Dio ce la mandi buona. Mario Tronco con noi, grande Mario. Come state? Bene. Segregati ma contenti. Ma sì. Allora, adesso prova a inserire anche Leandro Piccioni, grande Leandro, ciao. E infine, proviamoci. Eccolo lì. Il sardo. I parrucchieri sono chiusi, A me l'ha tagliati la mia compagna, è venuto un taglio neanche male, direi. Allora, come da sottopancia, loro rappresentano, ecco, l'orchestra di Piazza Vittorio e il film Il flauto magico, quest'anno candidato miglior musicista ai premi David di Donatello. Lo posso dire, io sono romano e quando vedo l'orchestra di Piazza Vittorio esce in me un anelito da concittadini, anche se poi vedo i concittadini qui, mi sa che di Roma veramente non ce ne stanno tanti, però insomma siete un'esperienza fantastica che è nata in un quartiere di Roma che è appunto l'Esquilino. Io chiedo a qualcuno di voi di raccontarcela brevemente. Vabbè, parliamo con Mario Tronco. Mario Tronco? Mario è l'anima. Sì, nasce nel 2002, quest'anno l'orchestra festeggia 18 anni di attività e nasce per volontà di un quartiere proprio. L'idea era mia, era quella di fare un'orchestra di immigrati, ispirata al suono di quella piazza, e mi ha seguito un quartiere intero, insomma, insegnanti delle scuole medie, impiegati, operai, artisti che hanno finanziato l'orchestra mettendo proprio dei soldi di tasca loro, per cui è forse il primo esempio di orchestra prodotta e finanziata dal basso. Insomma, dei cittadini hanno fatto quello che di solito fanno le istituzioni, quelli di finanziare l'orchestra. Devo dire che la candidatura di un'orchestra, Davide Donatello, in questo momento è molto, molto simbolica, perché viene candidata un'orchestra, non un musicista singolo, e siccome sarà difficile vedere un'orchestra schierata su un palco per molto tempo, forse vedremo dei solisti oppure dei monologhi al teatro presto, ma un palco molto affollato sarà difficile vederlo in tempi brevi. Insomma, questa candidatura è un po' simbolica in qualche maniera. E poi l'orchestra è un'orchestra non solo di interpreti, e noi sappiamo da musicisti quanto un'interpretazione può cambiare il destino di una composizione. Un'ottima esecuzione può dar valore ancora di più a un'ottima partitura, oppure può mortificare una
una buona partitura. E questa è un'orchestra di autori anche, perché all'interno dell'orchestra moltissimi hanno scritto per questo film, Zia Trabelsi, Carlo Spaz, Ernesto Valle, insomma tutti i musicisti dell'orchestra sono anche autori. Ma infatti mi viene una domanda in tal senso, soprattutto per Leandro, perché diciamo immettersi, intricarsi tra le note di un piccolo novellino come Mozart con una musica originale non è cosa facile per un compositore, soprattutto davanti a cotanta opera che è un capolavoro. Sì, no, non è facile, ma diciamo che la frequentazione che con Mario abbiamo fatto con appunto, con il nostro amico Mozart è stata tanta, insomma, importante, perché poi ricordiamo pure il Don Giovanni recente che abbiamo fatto, oltre al Flauto Magico, che risale a 11 anni fa. Però niente, io posso dire che lavorare con questa orchestra è stata ed è un'esperienza straordinaria, stimolante e piena di appunto, come il motivo per cui siamo qua, anche di cose stupefacenti, perché insomma partire dal lontano periodo in cui Mario un giorno allo mio studio, mentre lavoravamo insieme con gli Avion Travel, perché poi Mario ovviamente è tuttora una colonna portante degli Avion Travel, e un giorno si presenta e dice: io voglio fare un'orchestra di extracomunitari di Piazza Vittorio, che è la mia piazza, e io non mi ricordo chi c'era lì vicino, insomma abbiamo pensato: ma sei pazzo, cioè orchestra che vuol dire, eccetera. E beh, insomma, da quella lontana frase abbiamo iniziato e ci troviamo cioè dalle piazze, dalle canzoni nostre originali, insomma, nelle piazze siamo arrivati nei teatri di tutta Europa, in Italia ovviamente tantissimo, e adesso siamo qui per questo film. Cioè, che cosa si vuole di più dalla vita, insomma, da un rapporto anche di collaborazione artistica molto bello e anche lungo negli anni, insomma. Che cosa si vuole di più? Forse lo so, ricominciare a suonare e riandare in giro a suonare, quindi sì, poi noi siamo un'orchestra nomade per definizione, se ci blocchi in una casa è difficile, sì, è veramente un'esigenza vitale, perché insomma siamo anche un po' stufi di mostrarci così piccoli, in quadretti, piccoli, e di non far sentire il sudore. Io prima pensavo al senso che ha il colpo di tosse a teatro. Il colpo di tosse a teatro è un personaggio del teatro, perché voi che avete frequentato ovviamente il teatro sapete che ci sono dei momenti in cui c'è un colpo di tosse che diventa contagioso e si espande per la platea, che anche per molti autori è un segno che c'è una parte dello spettacolo che non funziona bene perché il pubblico si sta distraendo, allora lo prendi anche come adesso invece quel colpo di tosse è il terrore, cioè non significa più un momento di noia, ma si trasforma in un momento di paura, per cui sarà difficile, insomma. Sarà dura. Io vorrei fare una domanda all'altro regista di questo film, cioè Gianfranco Gabiddu, e gli vorrei chiedere invece proprio di parlarci di questo film, cioè di entrare un po' più nel dettaglio. Come è venuta l'idea? Mi sembra che l'orchestra di Piazza Vittorio già lavorava a partiture mozartiane, però come è venuta l'idea di farne venire, di far uscire un film da tutto questo? Una premessa: intanto siamo contenti perché è la candidatura migliore per un musical, perché un musical per definizione è musica da vedere, per cui questo è un film musicale, per cui è giusto quello. E anche per rispondere alla tua domanda bisogna fare un passo indietro. Questo progetto ha una lunga storia, io sono un po' l'ultimo arrivato in questo treno che è partito tanto tempo fa, e che ha portato quest'opera in versione appunto teatro in giro per il mondo. Per cui quando
ho avuto questa specie di invito a nozze di lavorare con loro. È stato un po' come entrare dentro una famiglia affiatata ma aperta ad accogliere un altro e pronta per l'affiattamento che appunto aveva sviluppato proprio in tanti palcoscenici, in tante piazze, pronta ad improvvisare. E quindi anche io ho sentito una libertà, pur nel rigore e nelle limitazioni che il cinema mette sempre nella sua tecnica, che è un po' invasiva, ma alla fine siamo riusciti anche a fare un po' più i musicisti, cioè a inventarci anche delle cose lì per lì che a me sul momento mi terrorizzavano, perché Mario lo temevo ogni mattina, perché lui arrivava e ha detto: senti, ho pensato questa cosa, e prevedeva rovesciamenti di luci, cose praticamente manco a Hollywood, per cui era un po' fare le nozze coi fichi secchi, ma credo che sia proprio poi alla fine la cifra più caratteristica del film, perché è un film che sembra fatto da degli artigiani che amano il proprio mestiere, capito? Non è un film dove si sfoggia la tecnica per la tecnica, si sfoggiano le capriole, l'effetto speciale, ma si sfoggia un sentimento e una sorpresa, talvolta anche ingenuo, ma che secondo me restituisce quello che è il cuore di questo miracolo che è l'orchestra. E poi per un regista avere degli attori che sono in quella parte da anni è come veramente suonare la fisarmonica, perché tocchi un tasto e vanno assolutamente tranquilli senza nessun problema, insomma. Una grande esperienza, per me è stata una grande esperienza. Ma infatti ti dissi sia a te Gianfranco che a Mario al Cresa de Ma l'estate scorsa, al tuo festival bellissimo dedicato alla musica, all'immagine, che per me dopo la visione, perché lo vidi in quell'occasione, era un Elsa Popping felliniano, proprio un effluvio, un magmatico di immagini, colori, musicalità, c'è di tutto e di più. Ed è vero, hai detto una cosa bellissima, è proprio vero, sacro artigianato quel film, e questa è la sua bellezza. Allora, io farei un'ultima. Dunque, c'è un film di Yo-Yo Ma che voi musicisti conoscerete. Se c'è una cosa che mi ricorda Piazza Vittorio, ma l'orchestra di Piazza Vittorio, è proprio quel film di Yo-Yo Ma che, se non sbaglio, si intitola I musicisti della Via della Seta. La Via della Seta, sì. La Via della Seta. Che credo che voi siete arrivati molto prima di lui. Un po' di anni prima, poi tra l'altro poi il film, l'orchestra è raccontata da un documentario molto bello di Cassino Ferrente, a cui auguro la vittoria del premio per il miglior documentario con Selfie, che è un film clamoroso, che appunto ha raccontato l'orchestra, un documentario che si chiama proprio L'Orchestra di Piazza Vittorio del 96, no, del 2006. Del 2006. Ma considerate che voi siete, hai detto, nati nel 2002, dico bene? Sì, nel 2002 siamo nati, sì. Siamo vicini al ventennale, insomma. 18 anni, possiamo votare, l'anno prossimo. Posso dire una cosa riguardo proprio alla colonna sonora, insomma, certo. Giusto. Che ovviamente, come diceva giustamente Gianfranco, trattandosi di un musical a tutti gli effetti, è stata una colonna sonora che ci ha impegnato, insomma, ne abbiamo fatte altre di colonne sonore ovviamente di altri film, di altri registi, ma insomma un musical è un musical, per cui ci ha impegnato moltissimo nelle fasi di preparazione, registrazione, per poi girare sul set, insomma. Quanto è durata la lavorazione? Quanto è durata? Allora, è durata tantissimo, ma diciamo per altri motivi, non perché il nostro lavoro aveva bisogno di quei tempi. Però, insomma, abbiamo fatto parecchie sessioni di registrazione, le prime con le basi fatte con la OPV, insomma, con l'orchestra quasi a completo, per avere, come si fa nei musical, no? Avere i brani definiti, finiti, per poterli poi cantare, realizzare sul girato, sul set. E poi
rimesso le mani su tutte le orchestrazioni, le rifiniture, insomma varie sessioni di registrazione, messaggi, come si fa nei film, ma un film musicale è così, è molto impegnativo per noi. E a tempi decisamente più lunghi. A proposito di questo mi ricorda Pivio che ha partecipato prima di voi, che appunto ha vinto con Donatello con un musical, e mi diceva Amore per la vita, e mi diceva che la lavorazione è stata enorme. Lo capisco, è un bel film, mi è piaciuto moltissimo e sì, lo capisco benissimo. Musical per musical, insomma, i tempi sono maggiori che realizzare. Sì. Allora, io vorrei ringraziare l'Orchestra di Piazza Vittorio, i rappresentanti dell'Orchestra di Piazza Vittorio, Gianfranco Gabiddu, Leandro Piccioni e Mario Tronco. Grazie a voi. Abbiamo visto tanti Donatello, la statuetta prima di voi, quindi vi ho detto tutto. Ragazzi, auguri! Auguri, Grazie. Voi. Ciao. Ciao Massimo, ciao Marco. Ciao. Ci sentiamo.